1660 i metri da percorrere, all'1 Ennio Griff, Manuel Pistone, 2 Delis TC, Bruno Scuoppo, 3 Django Cup, Edoardo Bacalini, 4 Eclatante SE, Davide Di Stefano, 5 Elva Jet, Lorenzo Talpo, 6 Ellero, Filippo Monti. In seconda fila 7 Dream Matto, Carmine Piscuoglio, 8 Eloy Joe Francis, Maurizio Cheli, 9 Elisa Jet, Francesco Pettinari. 2,50 scelte Eclatante SE Ennio Griff in chiusura con il gioco che va sull'allievo di Manuel Pistone numero 1, mentre sale un po' la quota di quella che era la favorita dell'apertura. Macchina che accelera, partiti. È veloce e proprio Eclatante SE che va al comando nei confronti di Django Cup, all'esterno Elva Jet che cerca di farsi quantomeno una posizione alla corda. Serra sotto Django Cup che cerca di non far parcheggiare l'avversario, ha sbagliato Ennio Griff. E così i primi 200 in 14 con al comando numero Eclatante 1 SE Ennio nei Griff confronti squalificato. di Django Cup, il Vaget che rimane così di fuori. Poi gli altri con i primi 400 passati in 29,5 da Eclatante SE che guida il gruppo, la mossa in terza ruota da parte di Ellero e di Elisa Jet che vengono forte in mezzo alla pista, Ellero che scavalca Elva Jet, Elisa che insiste in mezzo alla pista. Corsa movimentata dopo 600 metri passati in 46 con Eclatante SE al comando, Django Cup secondo in corda, di fuori Elisa Jet, in pariglia Ellero, poi ancora Eloy Joe Francis ed Elva Jet, quindi Dream Matto. 1 minuto per i primi 800 metri di corsa con Eclatante SE che continua a menar danza, di fuori Elisa Jet, alla corda Django Cup, poi Eloy Joe Francis, chilometro in 1,15,5 con Eclatante SE che continua in vantaggio, Elisa Jet protesa al suo esterno, in corda rimane sempre Django Cup avanti ad Eloy Joe Francis, poi ancora Elva Jet, fa fatica a progredire Dream Matto a 400 dal palo, una frazione in 14,9 per la retta opposta alle tribune, 1,34 3/4 di miglio ed Eclatante SE continua in comodo vantaggio, di fuori Elisa Jet, in corda Django Cup, poi ancora Eloy Joe Francis all'ingresso della dirittura d'arrivo, vi entra in vantaggio Eclatante SE che stacca dagli avversari, Eclatante SE che nel finale viene a vincere come vuole al secondo Django Cup, al terzo Elisa Jet. 1,15,4, tutto facile per Eclatante SE, Davide Di Stefano per il team Elert e i colori di Raffaele Sepe. 1,15,4 il ragguaglio tattico per la vittoria in cost to cost di Eclatante SE.